Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore del giornale, Tommaso Cerno. Ci sei, direttore? Buongiorno a voi. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Grazie. Libertà è una bella parola, ci torno sempre volentieri. Libertà sì, è una parola anche impegnativa, ma come dire, siamo obbligati a provare a essere all'altezza, insomma, di questa parola. Sì. No, allora, questa settimana io mi sento di dire, come dire, non retrocedere da questa consapevolezza di elementare cronista. È stata anche, forse soprattutto, la settimana in cui Matteo Salvini è stato assolto definitivamente nel caso Open Arms. Lo dico perché ho visto dei giornaloni prestigiosi che non hanno messo neanche un richiamo microscopico in prima pagina, ma io continuo a considerarla una notizia. E su questa notizia invece il giornale ci ha proposto un ribaltamento molto interessante di cui volevo parlare con te, perché tu hai titolato quel giorno, ieri, il giornale "L'anno sequestrato per 2220 giorni", cioè hai ribaltato il paradigma, hai detto il sequestrato è stato Salvini. Ci vuoi spiegare in che senso? Nel senso che questa accusa surreale, che è rimasta in piedi non 6 giorni ma 6 anni quasi, cioè che il ministro dell'interno, impedendo a una ONG che aveva a bordo delle persone clandestine che in Italia non avevano titolo di entrare, che non avevano pericoli di naufragio, che non avevano pericoli di alcun genere, di sbarcare nell'ora che volevano, al porto che volevano, è stato accusato di avere sequestrato delle persone, cioè sequestro di persone. Cioè lo Stato italiano ha il dovere di far entrare qui chiunque. Domani arrivano 1 milione dal Bangladesh e noi dobbiamo farli entrare e accomodarli, se no abbiamo fatto un sequestro di persone. Un'accusa surreale, politicizzata, spinta dalle toghe rosse che iniziavano quel grande racconto che continua con i vari testimonial, sia magistrati sia non magistrati, di cui ricordo l'albano da una parte e l'albanese dall'altra, e tutta questa sinistra diciamo immigrazionista clandestinista che ha scelto di fare opposizione al governo attraverso sentenze e processi che fanno capire che chi dice qualcosa sull'illegalità nell'ingresso in Italia è un razzista, è un fascista. La Cassazione ci ha detto che erano accuse strampalate, questo processo non stava in piedi. Oggi intervistiamo l'avvocato Bongiorno che ha difeso il ministro Salvini, che ci dice che non doveva nemmeno cominciare, perché ricordiamoci che questo processo costa, lo pagano gli italiani, non lo pagano né i migranti, né le associazioni che li accolgono, né i lanciatori di martelli di AWS, lo pagano gli italiani che vanno a lavorare, devono mandare i figli a scuola, ogni tanto se riescono a portarli al ristorante, e pagare il processo farsa che i giudici di sinistra fanno a Salvini. Perché? Per fare opposizione al governo sulle politiche di immigrazione. Quindi noi abbiamo contato quanti giorni è durato questo processo e adesso vi diremo presto anche quanti soldi ci costava ogni giorno questo processo. E abbiamo scoperto che il ministro dell'interno non ha più potuto fare il ministro dell'interno, è stato di fatto messo in un limbo, perché lui aveva un'agibilità politica, ovviamente, perché fortunatamente ancora prima delle condanne definitive esiste l'agibilità politica, ma era un'agibilità limitata, perché su di lui c'era un'accusa pesante che riguardava un reato contro le persone, non un reato di natura politica, un reato contro le persone che poteva portarlo a 4 anni di reclusione. Quindi ovviamente questo sequestro di persona e di leader politico ha agito sulla politica italiana, ha influenzato le scelte del governo e prima dei partiti di maggioranza e di opposizione, cioè ha avuto un'interferenza sulla vita di quegli italiani che intanto pagavano il processo che non doveva nemmeno esserci. Il Senato della Repubblica, cioè la Camera Alta, all'epoca guidata dal centrosinistra, mandò Salvini a processo perché era un atto politico, perché nessuno legge le carte nella commissione per l'autorizzazione a procedere. Il tema è stato: diamo il colpo di grazia al leader della Lega che è uscito da un governo regalandoci il potere che gli italiani non ci avevano dato.
Questo è successo in Italia e quindi non solo è una notizia, ma vi racconto la notizia nella notizia, i giornaloni non l'hanno messo in prima pagina perché sono complici, hanno costruito su questo processo il tentativo di abbattere il leader della Lega per molto tempo. Quindi quando hanno scoperto di avere scritto una marea di fregnacce, hanno fatto finta di non averle scritte, quindi si sono raccolti nell'interno e sono andati a nascondere una notizia che è importantissima, e cioè che cade il processo madre, l'astronave madre l'abbiamo chiamata noi, no? Di questa magistratura visitors, perché visita il pianeta politico che non è il suo pianeta, cade l'astronave madre a cui si attaccano tutte le flottiglie di piccoli processini che rimandano indietro quello dell'Albania perché manca un timbro, che rimandano fuori dal CPR l'imam perché può dire che bisogna sterminare gli ebrei perché c'è la libertà di espressione, e poi perché il vescovo di Pinerolo ci ha detto che è una brava persona, ma noi quando siamo andati a vedere favorisce la poligamia in Italia dove è vietata, favorisce la Sharia in Italia dove è vietata, cioè perché fanno politica attraverso una serie di forme che non sono della politica, che sono extraparlamentari e riguardano la piazza e i tribunali. Beh, mi sembra un cortocircuito di sistema, diciamo, ecco. Ma all'interno di questo cortocircuito è interessantissimo una cosa che dicevi tu, no? Visto che, come diceva la signora Thatcher, non esistono i soldi pubblici, ma esistono solo i soldi dei contribuenti. Esattamente. In questo caso, come dire, se ne sono, come dire, mossi di soldi dei contribuenti. Tu in questi casi immagini, non so come dire, che qualcuno poi risponda di questa spesa chiaramente che non doveva sussistere, lo trovi, come dire, irrituale? Io penso che gli italiani dovrebbero restituire questi soldi, però qual è il problema? Che per restituirli agli italiani, se la magistratura agisce come giurisdizione, sono sempre gli italiani che se li ripagano, quindi di fatto è una presa per il culo. Allora che cosa servirebbe? Servirebbe che quando avvii un processo che palesemente è infondato e arrivi alla fine, la Cassazione spiegasse che quella natura d'accusa era per la giurisprudenza che si è tenuti a conoscere insussistente. Per farlo deve agire da ente superiore nei confronti di qualcuno, cioè da ente terzo che giudica se l'accusato e l'accusatore hanno svolto il loro compito di accusato-accusatore, e quindi serve che esista un giudice terzo. Ma siccome in Italia quegli stessi che hanno fatto il processo a Salvini, gli stessi che hanno messo in galera Stasi e che adesso scopriamo che era l'unico che non c'era praticamente sulla scena del delitto, abbiamo DNA di chiunque, non si sa bene di chi, ma non il suo, cioè tutti questi stanno facendo una campagna referendaria per evitare che esista un giudizio terzo, e adesso capiamo il motivo. Perché vogliono che il PM e il giudice siano nello stesso ordinamento? Perché altrimenti la Cassazione dovrebbe dire a quel PM: ma lei ha sbagliato a fare il suo processo, perché uno che ha letto 5 libri in tutta la vita di giurisprudenza sapeva che questo non è un sequestro di persona, quindi lei ha cominciato un processo a spese degli italiani che ha intasato la macchina della giustizia, che ha avuto una rilevanza mediatica soltanto quando era in fase accusatoria, che adesso noi dobbiamo smontare dopo 6 anni, e l'ha fatto sapendo che non doveva farlo. Capisci? Questo è il passaggio, e allora dovrebbero risarcire loro, cioè quello che non succederà mai in Italia, perché questi processi si fanno apposta, non si fanno per sbaglio. Allora gli italiani sono stanchi, perché quando ci finiscono loro in tribunale passano anni prima di avere una verità, e sono stanchi anche migliaia di magistrati che avranno anche un'idea politica, ognuno la sua, ma non la mettono nelle sentenze, casomai ne parlano a tavola con gli amici, la esprimono nell'urna, la ripetono continuamente ai loro figli, la portano dentro quando escono con gli amici, tutto quello che si fa in democrazia, ma non la scrivono nelle sentenze o negli atti di imputazione. Lì ci scrivono il diritto penale.
Certo, sì, È ben diverso. è molto diverso, diciamo. All'interno del quadro che facevi, però, secondo me, c'è anche lo spettro di una questione che sul giornale state affrontando da settimane, diciamo, che è quella del partito islamico, no? Cioè di questa Sì. saldatura tra mondi di politici di sinistra, mondi intellettuali di sinistra e mondi islamici e o islamisti. Ma volevo chiederti, è come dire un allarme retorico sullo sfondo o è una dinamica già in atto? Cosa intendi per partito islamico alle È una porte? dinamica già in atto, nel senso abbiamo già avuto un piccolo esperimento nella piccola Monfalcone, che è stato guardato con, come dire, con la spocchia con cui spesso Roma guarda le cose, come fece con la Lega nel 92 quando disse chi è questo branco di scappati di casa. Oggi è il partito più antico d'Italia che siede in Parlamento, governa le regioni strategiche di questo paese da 30 anni ininterrottamente, ha creato una classe dirigente, una successione a se stessa che nessun partito ha creato allo stesso modo. Cioè Roma dice perché cosa volete che sia se fanno una lista di islamici a Monfalcone? Intanto ha preso quasi il 4%, adesso è nata a Roma e ha già dichiarato di volersi candidare al Campidoglio. Qual è il tema? È il progetto politico di Fratelli Musulmani che in Francia è già avanzato, che prevede la sostituzione di figure religiose, cioè di questi imam, di questa area grigia, dove tu interpreti il Corano, ma lo interpreti come fosse la legge. Per cui io vado a Monfalcone, al mercato del venerdì vedo le donne col burqa, che camminano e che fanno comunità e che fanno mostrare a noi la faccia dell'Islam, che non vuole integrarsi alla democrazia, ma pretende che la democrazia cambi il nome suo. Questo ventre molle prende forma politica, arriverà alle elezioni in tante città e forse anche alle elezioni politiche, e la sinistra si vuole alleare con loro. Perché? Perché i musulmani in Italia sono milioni, possono diventare di più, con un blitz sulla facilitazione della cittadinanza nel nome dell'integrazione hanno più voti. E quindi noi assistiamo a che cosa? A una sinistra che ci ha predicato femminismo e sta con quelli che le donne le mettono nei recinti, non a Teheran, dove già è sbagliato, ma è casa loro, vedano loro, a Roma, dove i recinti non si usano più neanche per le bestie, perché fortunatamente c'è una legislazione che se metti in un recinto gli animali e non li tratti come devi, finisci in galera. Ci mettono le donne in mezzo alla strada perché tutti le vedano durante la preghiera. Questo succede, non è che me lo invento io, lo vedo. Poi ci hanno spiegato che l'omosessualità, i diritti civili LGBT. Allora io ho visto un gay pride a Budapest con il parere contrario del presidente, che è legittimo, il presidente può pensare quello che vuole, ma che si è svolto liberamente, come succede nelle democrazie, con 200.000 persone, quindi il triplo di quelle che c'erano a Roma, dove veniva applaudito il carro dei gay israeliani, che sono l'unico paese del Medio Oriente dove i diritti civili sono riconosciuti, mentre da noi fischiavano e chiamavano assassini i gay israeliani con le bandiere pro-Pal di quella Teheran e di quella Palestina che i gay li impiccano. Allora la sinistra è disposta a questa retromarcia culturale pur di avere i voti per tentare di vincere. Beh, io penso che sia oggi questo del terzo millennio, di natura politica, rosso e non nero, post-comunista e non post-fascista, che si alimenta di ex-marxisti, autonomi, centri sociali, notav, come abbiamo visto ieri a Torino. Cioè finalmente lo Stato ricomincia a fare lo Stato e spiega che se tu occupi un posto non devi andare all'Europarlamento applaudito come succede in AWS, ma devi uscire perché non possono pagare gli italiani. E la prima cosa che dicono questi centri culturali: andremo in strada a far casino, a spaccare tutto, 10 agenti feriti, ed è appena cominciata. Questa è la sinistra che vedo io, alleata all'islamismo, e non parlatemi di islamismo moderato, perché io non lo vedo più, non so dove si è rifugiato, io vedo quello radicale, io vedo sempre un islamismo che afferma il principio di supremazia culturale sulla democrazia ospitante. Diciamo che ci hai dipinto il testacoda definitivo, cioè mi sembra che la morale di quello che ci hai detto, semplificata, sia che i cosiddetti o gli ex progressisti stanno diventando nei fatti alleati dei peggiori oscurantisti, cioè mi pare veramente un capovolgimento È definitivo. così, e ti dico di più,
I conservatori oggi hanno, come dire, da parte di un pezzo di paese che non ha mai votato a destra, non ha mai votato la Meloni, una certa attenzione. E la sinistra cerca di fargli paura, cioè di dire: se voi votate a destra siete fascisti, Mussolini, tutta questa serie di idiozie che sentiamo dalla mattina alla sera. Perché? Perché hanno capito che nella percezione dell'Occidente, che ha vissuto, costruito, cercato di difendere questa democrazia che oggi è in crisi di sostanza, di peso politico, di capacità di rispondere in tempi ragionevoli ai problemi della modernità, di fronte a questo i conservatori chi sono? Sono i custodi del progresso che nei secoli è durato più a lungo e più di qualità e che noi chiamiamo tradizione. Allora, se noi guardiamo la tradizione come una summa del progresso migliore dell'uomo, capiamo perché i progressisti veri guardano a destra e i progressisti fanatici e radicali si stanno spostando verso le teocrazie di importazione, per dirci che nel nome della giustizia bisogna che prevalga l'ingiustizia. È il rischio supremo di fronte a cui stiamo, ma come dire, lavoriamo nel nostro piccolo o meno per scongiurarlo. Direttore, io ti ringrazio molto di essere stato ai nostri microfoni. Grazie a voi e viva la libertà. Sempre, e buon lavoro. Grazie, buon lavoro.